Senta. No, stavo Allora, pensando... sfogliamo un'altra pagina. Sì. No, prima di parlare di mia moglie, di crocifisso, stavo pensando al mio cugino Alfio, ma si può perdonare che no? Sì, può le devo perdonare. dire che si deve perdonare anche suo cugino Alfio. L'anno scorso... Da cristiano glielo dico. L'anno scorso si accattava un scecco. Eccoci. Perché a mio paese fanno una fiera bella dove si vendono attrezzi di lavoro, si vendono anche animali, galline, e io si accattavo un scecco. Io stavo male, l'anno scorso quando c'era la fiera stavo male, quindi non esci da casa, ma facevo da finestra. Io ho visto da lontano che si stava raccogliendo questo scecco che si trova da presso. Di lontano, ce lo giuro, mi ha visto riducere come lei. Non c'è bisogno. Lei si riduca come vuole, anche perché non glielo faccio dire, però lo dico. Io non sono ridotto male, cioè non mi voglio vantare. Non si vanti. Atti di vandalismo non ne faccio. Non ne faccio. Lei, signora Rosa, lasci giudicare gli altri. Io lascio giudicare gli altri, io non sono niente di che, ma non sono ridotto malissimo. Signora Rosa, non parli. Ci giuro che visti da lontano, qui era Alfio e qui era Scecco, non si capiva. Ma cosa di pazzo? Siccome io con mio cugino Alfio abitiamo da facci, io abito al primo piano, come io abito al primo piano, sotto c'è la strada, sto Scecco come roba a 10 metri da strada, si fermava e non vuole camminare più. Niente. Che Alfio cotrava, io dissi, Madonna, guarda che ci scipa la testa, perché aveva da corda attaccata alla testa, io ci scipa la testa, c'è entra dalla strada e c'è adesso solo la testa. Un mutato, niente, lo Scecco non c'è, io si innervosiva a tal punto che ci io di dietro, chiappavo di cosce di dietro. Un dall'aria, io dissi, Madonna, ora ci chianta una pedata, perché tra iddi si rispettano, perché ma che vuol dire tra iddi si rispettano? Hanno questa cosa su un punio un godo, cominciamo a mortare verso la strada, siccome aveva chiuso un terreno, noi avevamo i basoli di Petralavica, perciò il zoccolo davanti allo Scecco ci scendevano e chi aveva camminato, e io mentre mutava, contento, soddisfatto di questo fatto che stavo mutando, ci faceva per intelligenza mi può battere, ma per forza mannaggia. Ma la vuole smettere con questa... Vabbè, lasci perdere. E non ce la faceva. Lasciamo perdere. Poi mi affacciai io, lascialo stare, ti posso dire una cosa. Guarda che mi ho ricordato di un metodo antico. Quale? Per fare camminare i scecchi, Guardi, per fare camminare i muli. Io non voglio C'era un metodo antico. Cioè io da chiamavo e io a freve non mi posso affacciare. Tu devi fare una cosa, pigli il peperoncino, ne tagli a metà. Ne pigli uno dei due mezzi, ci vai di dietro, ci sacuda, attento a quello che dice a quest'ora della ci strofini il peperoncino, culo non si può dire, l'ha detto e non lo dica più, l'ha detto e non lo dica più. Ci sei Alfio e vedi se questo Scecco cammina, perché tu sei preoccupato, ti sei la testa di Scecco di chi sto io, che faccio, non cammino. Dopo una para di ora, qualche 6 ore, che io mi disse meglio, un contratto, se Alfio, funzionava poi il sistema, ce l'hai provato? Cammina? Mi disse, funzionava come ci strecai il peperoncino. A ricchi si ci attesarono dall'aria, così. Poi si mise a favore di vento, a ricchia così. Cominciava a correre, la coda che faceva di elica. E mi dice, corre, picchilo a pigliare, ma va per stregare, magari io dicevo, vabbè, lasciamo perdere, per favore, lasciamo perdere.